Covid, una guerra di trincea, di posizione, una guerra in cui si fanno piccoli passi avanti, qualcuno indietro, sotto l'attacco delle ondate pandemiche, imprevedibili, incostanti, variabili. Inutile fare calcoli, si può essere certi solo di un inafferrabile presente in cui la vaccinazione è diventata una missione prioritaria per la sanità. Nel Vicentino, dall'Ulsotto, sono state immunizzate 21.062 persone, per un totale, compresa la seconda dose, di 33.429 vaccini somministrati, 3.975 in più rispetto alla scorsa settimana. Insomma, il piano vaccinale va avanti e questa è la vera sfida per un Veneto Covid-free. La struttura organizzata in città è una struttura che sta rispondendo bene, abbiamo visto fin dall'inizio che l'organizzazione da parte di ULSS è un'ottima organizzazione, non ci sono particolari intoppi, il problema sono i vaccini, mancano i vaccini, cioè le strutture ci sono, possono erogare il servizio ma mancano i vaccini a monte. Su questo naturalmente il governo deve dare velocemente delle risposte a tutte le regioni. Sull'approvvigionamento delle dosi di vaccino, la regia dello Stato è fondamentale e per il governo Draghi diventa una delle prime sfide da affrontare. Bisogna intervenire con l'acquisto centralizzato e poi distribuito. È chiaro che lascia molto perplesso il fatto che non siamo stati come paese trattati correttamente da chi i vaccini li ha fatti e quindi da questo punto di vista credo che Draghi sia la persona giusta ed autorevole per poter intervenire anche con l'Europa che gestisce gli acquisti.